seduta è aperta. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del regolamento interno dell'Assemblea saranno riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta. Comunico che a seguito dell'accettazione come raccomandazione da parte del Governo nella seduta numero 223 del 27 gennaio 2026 dell'ordine del giorno numero 512 è da considerarsi conseguentemente superata la mozione numero 329 in quanto di identico contenuto. L'Assemblea ne prende atto. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del regolamento interno do il preavviso di 30 minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. Ricordo che anche la richiesta di verifica del numero legale, ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto, sono effettuate mediante procedimento elettronico.
Colleghi, allora, rispetto alla richiesta della settimana scorsa, ovvero che il Presidente della Regione e il suo Governo potessero venire a relazionare in Aula circa i fatti accaduti il mese scorso con il famoso ciclone Harry e quindi i danni che ne sono derivati sia in gran parte della Sicilia ed in particolar modo a Niscemi, devo dire che il Presidente della Regione ha prontamente risposto con una nota che vi comunico. In riscontro alla sua dello scorso 18 febbraio, protocollata al numero 271, le comunico la disponibilità del Governo regionale a relazionare sugli eventi franosi di Niscemi e sui danni provocati al litorale dal ciclone Harry nella giornata di mercoledì 25 febbraio. Siccome l'onorevole Burtone aveva chiesto di poter avere questo momento importante chiaramente di confronto, era giusto che io rendessi noto all'Aula tanto la nota che abbiamo mandato in uscita lo stesso giorno, forse l'indomani, rispetto all'intervento dell'onorevole Burtone e degli altri colleghi, tanto la risposta da parte del Presidente della Regione. Credo che abbia chiesto di intervenire l'onorevole Burtone. Prego, onorevole. Presidente, io la ringrazio per aver dato seguito alla nostra richiesta. Lei ha fatto fino in fondo il dovere di un Presidente di Assemblea. Sottolineo questo suo comportamento che risponde al suo dovere, ma anche risponde al diritto che ha un parlamentare di chiedere al Presidente di garantire un certo tipo di percorso nel nostro Parlamento. Presidente, io devo dire che dopo aver sottolineato questo aspetto da lei portato avanti, non posso accettare la indicazione che viene dalla lettera che lei ci ha comunicato. Lo dico con grande anche rispetto del Presidente della Regione, probabilmente ha qualche impegno. Dico tra l'altro che la richiesta che io avevo fatto, Presidente, era non soltanto di avere l'elenco di ciò che è accaduto in queste nostre aree, nel territorio che va da Siracusa a Messina, nelle aree interne e a Niscemi. Noi abbiamo chiesto anche quali sono le risorse che il Governo vuole mettere in campo nel rapporto con lo Stato. E quindi non c'è soltanto una ricognizione, perché ricognizione ne abbiamo sentite tante, basta rivedere qualche telegiornale anche delle emittenti locali per rileggere quali sono stati i problemi che si sono determinati, alcuni gravissimi. Noi abbiamo segnalato, tra l'altro lei lo ha anche sottolineato, questo aspetto che riguarda gli agricoltori, ma anche i braccianti agricoli e la necessità di confermare le giornate lavorative. Quindi noi non cogliamo nella risposta del Presidente quello che noi abbiamo richiesto. Noi vogliamo che venga intanto il Presidente, non per togliere tempo al Presidente rispetto alle altre attività che ha. E non è neppure un capriccio. Veda Presidente, come i danni sono stati tanti e in diversi settori, chi può fare il punto della situazione complessiva con cognizione è il Presidente della Regione. E pertanto io credo che noi dobbiamo non accettare quella che è l'indicazione generica, verrà il Governo. Noi vogliamo la presenza del Presidente, il Presidente decida, se non può domani noi siamo disponibili anche la prossima settimana, però ci deve essere il Presidente perché può avere quest'idea generale dei danni e di ciò che è riuscito a mettere in campo subito, ma anche nella prospettiva, che cosa si profila. Noi abbiamo sentito più volte il Presidente dire abbiamo raschiato il barile. Io non so di che tipo, quali
risorse siano state individuate. Per quello che viene detto non ci pare che ci sia una risposta adeguata rispetto ai problemi che ci sono, però questo ne parleremo con il Presidente. Infine, Presidente, vogliamo che ci sia il Presidente della Regione perché la situazione è talmente grave che deve essere il Presidente a relazionare in questo Parlamento che rappresenta i siciliani. Noi su questo vogliamo fare una sottolineatura. Tra l'altro, Presidente, non è assolutamente un fatto da non mettere in evidenza. Io lo voglio non enfatizzare, ma indicare come esempio. Ieri c'è stato il Presidente della Repubblica che in maniera molto sobria ha incontrato i cittadini, è andato in una scuola, è andato a verificare direttamente la consistenza di alcuni danni nella frana che in quella comunità si è determinata. Quindi la prego di sollecitare il Governo a venire per dirci che cosa si può mettere subito in campo e in prospettiva quali sono le risorse che si possono utilizzare, però a fare questa relazione deve essere il Presidente della Regione. Grazie onorevole Burtone per il suo puntuale intervento. Allora, visto e considerato che in tutti i casi manca l'assessore Scarpinato per il disegno di legge concordato su Comiso Città della Pace, sospendiamo l'Aula per 10 minuti, onorevole Burtone, cosicché io possa sentire il Governo ed eventualmente capire se domani c'è la presenza del Presidente della Regione o meno. In alternativa comunico che nella giornata di martedì della settimana prossima, così come concordato in conferenza di capigruppo, io dovevo soltanto comunicare le rubriche da trattare e sarà il martedì l'assessore Amata e il mercoledì l'assessore Colianni. Per domani mi riservo 10 minuti, un quarto d'ora per poter sincerarmi sulla eventuale presenza del Presidente della Regione, perché eventualmente e dell'assessore Scarpinato per il disegno di legge di oggi, perché eventualmente potremmo o votare il disegno di legge oggi e domani andare avanti con questo confronto, o eventualmente votare il disegno di legge domani e dedicare il restante tempo a un'altra rubrica. Quindi io sospendo l'Aula per 15 minuti. La seduta è sospesa.